Interessante incontro ad Adria presso la Fondazione Scolastica Carlo Bocchi per la presentazione di due incisioni, due acqueforti che rappresentano vedute della città di Adria del 1779, incisioni acquistate con il gentile contributo di Banca Adria Colli Euganei. Ascoltiamo dai protagonisti l'importanza di queste opere sia dal punto di vista storico che dal punto di vista culturale. Benvenuto alla dirigenza di Banca Adria Colli Euganei nelle persone del direttore generale dottor Tiziano Manfrin e del presidente dottor Mauro Giuriolo. Grazie al loro contributo, se oggi possiamo presentare alla cittadinanza queste due meravigliose mappe storiche e panoramiche della nostra città. Ringrazio per la partecipazione e adesso do anche la parola al signor Sindaco, la stampa locale e qualsiasi persona sia intervenuta per questa serata. Discutevamo prima con gli amici in sala sul ruolo centrale di Adria a livello culturale nel Basso Polesine e nel Polesine. Quindi questo materiale insieme al materiale prezioso che in parte vediamo e che è patrimonio e proprietà della Fondazione rappresenta veramente un punto di studio importantissimo, unico nel Polesine. E infine, ecco, ci tengo a sottolineare il ruolo delle fondazioni di Adria, quindi la Fondazione Bocchi e la Fondazione Mecenati, che sono un unicum nel Basso Polesine, ma anche nel Polesine, proprio per il ruolo di cultura che fanno non esclusivamente per Adria, ma per il Delta, per il Polesine e nel caso della Mecenati, insomma, per gli studenti che arrivano anche dall'estero. Quindi penso che questo nuovo acquisto sia importante, come dicevo prima il Sindaco, sia per la Fondazione, ma anche poi per il patrimonio artistico di Adria, perché insomma, si accresce sempre di più i tantissimi tesori che abbiamo noi in questa città. Allora, qui davanti a noi ci troviamo davanti a due stampe settecentesche. Sono delle incisioni in acquaforte su rame. Che cos'è in sostanza l'incisione in rame su acquaforte? È una tecnica calcografica che utilizzava dell'acido nitrico, che veniva chiamato acquaforte, per andare a incidere delle lastre di metallo, che potevano essere di zinco, in questo caso invece in rame, che poi venivano prese e venivano impresse sulle altre matrici di vari materiali, in questo caso avevano carta, e qui si creava in serie queste immagini. Presenta una veduta panoramica con immagini, diciamo, con illustrazioni della città. Il punto di osservazione è sempre quello da ovest verso oriente. Come spiegavo prima, si vede il canale, diciamo, che arriva dalla direzione della tessura, e a distante si può vedere che si divide poi nei due rami. Cos'è importante questa stampa? Questa stampa è molto rara, è già molto rara, e ne avevano fatte più serie. Ce ne sono in bianco e nero, anche di colorate, ma soprattutto la rarità sta in questa cornice barocca che la cinge, che sta intorno. Perché? Perché è decorativa e allarga l'immagine e dà anche più profondità.